L'encefalite provocata dalla puntura delle zecche è nell'elenco degli eventi che preoccupano medici e autorità sanitarie del Veneto in queste settimane e i casi registrati nel Vicentino sono 3. Abbiamo avuto già dei ricoveri, finora siamo arrivati quest'anno a 3, provengono da zone diverse. Un caso infatti è stato registrato a Recoaro, gli altri 2 quelli di turisti vicentini ad Asolo e in vacanza nel Bellunese. Questa malattia era entrata nella Valle del Lagno negli anni scorsi e poi nella Pedemontana tra Bassano e Marostica. Le indicazioni e i consigli sembrano banali, ma in sostanza occorre evitare di farsi pungere dalle zecche. Quindi nelle nostre passeggiate, nelle zone boschive, montane, eccetera, i pantaloni lunghi, purtroppo non funzionano i repellenti con le zecche, molta attenzione. Nel caso in cui invece una zecca abbia colpito l'uomo, occorre agire con prudenza. Se c'è una zecca, se si viene gradite zecche, si rimuovono con le precauzioni standard, non ci sono profilassi da fare. Esiste un vaccino per l'encefalite da zecche che poi è disponibile al settore igiene pubblica. Per chi frequenta regolarmente boschi e monti probabilmente è già il tempo di pensare, di contattare il settore igiene pubblica e di farsi vaccinare. Dei 3 pazienti vicentini, 1 è stato già dimesso dall'ospedale e 2 sono ancora ricoverati, ma non in condizioni preoccupanti. Per loro si sta monitorando la condizione di salute con cure standard in attesa della guarigione.